back! Eccoci qui di nuovo dopo una piccola pausa a riprendere la nostra rubrica. Settembre è arrivato già da qualche giorno e per tutti, chi più chi meno, ormai è arrivato il momento di riprendere la normale routine. Quindi ho pensato di iniziare con qualche accortezza su come, comportarsi al meglio anche in questo rientro dalle vacanze. Iniziamo dall'abbigliamento, quindi ricordiamoci che siamo rientrati in città e magari i pantaloncini corti o i sandali, le ciabatte che utilizzavamo in vacanza al mare non sono proprio ancora da utilizzare. E poi le mode delle vacanze, quindi ad esempio le treccine, per esempio gli ennè che ci siamo fatti fare dove eravamo era bellissimo, però magari nel contesto della vita di tutti i giorni sono un po' fuori luogo. Se l'abbigliamento ha il suo contesto d'uso, lo stesso dicasi per i racconti. Quindi evitiamo di chiedere delle vacanze, delle persone che incontriamo se effettivamente non ci interessa il racconto e allo stesso modo, se peggio ancora, se lo facciamo per ricevere magari la domanda e quindi farci raccontare. Ma sfruttiamo questo momento magari per rivivere un po' di emozioni e di ricordi di vacanza e magari, perché no, anche di scoprire qualcosa di nuovo. E poi per quanto riguarda i comportamenti, evitiamo magari di improvvisare balli di gruppo o magari giochi aperitivo alla macchinetta del caffè o durante qualche riunione di lavoro, perché ok sentirsi ancora in vacanza, ma diciamo che questo proprio non è il modo giusto. Ma in fondo esiste questa crisi post vacanze? Sì, più o meno un po' per tutti esiste, complice il tornare alla routine o magari il tempo che un po' si incaglia sicuramente per tutti, ma cerchiamo di viverla con positività e quindi evitando magari lamentele o crisi isteriche, che lo so è difficilissimo, ma facciamoci magari cullare dal ricordo e magari facciamo qualche bel progetto per l'autunno che sicuramente aiuta. Per ripartire al meglio, questo mi sembrava il modo migliore. Prima di salutarci, come sempre, le 5 pillole del bon ton del rientro. Ricordiamo il look adatto alla situazione, quindi al rientro in città. Le mode estive purtroppo sono da dimenticare, da rimandare alla prossima vacanza. E poi i racconti, sì, sono decisamente bellissimi, ma devono essere fatti con il giusto equilibrio. Non lamentiamoci, ma progettiamo, pensiamo a una prossima vacanza o un prossimo momento di libertà. Io vi ringrazio e vi aspetto alla prossima pillola. Come sempre ci potete seguire sul nostro canale YouTube oppure attraverso i nostri social. Grazie e a presto! Ciao!